Benvenuti, rieccoci qui. Oggi è giovedì 15 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.35 e tramonta alle 17.04. La luna si leva alle 5.13 e cala alle 13.44. Oggi si celebra San Mauro. Il nome Mauro significa nativo della Mauritania, l'antico Marocco. Oggi, 15 gennaio, la Romania celebra la sua Giornata della Cultura Nazionale, ricorrenza istituita in onore della nascita della poeta Mihai Eminescu. Eminescu è una figura centrale nella formazione della cultura romena. La sua vasta produzione include non solo poesia romantica, ma anche scritti politici e storici. È celebre in particolare per il poema Luce Faru, Vesper, che esplora il tema dell'amore impossibile tra una donna mortale e un essere immortale. È anche la sofferenza dell'immortale in fronte alla semplicità e al cinismo dell'essere umano. Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, compie oggi 49 anni. Eletta Premier nel settembre 2022, dopo aver vinto le elezioni con la coalizione di centrodestra, è la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell'Italia unita. Nel dicembre 2023 ha annunciato la sua separazione dal compagno Andrea Gianbruno, padre della figlia Ginevra. Margherita Bui, attrice italiana, festeggia 64 anni. Vincitrice di 6 David di Donatello e 8 Nastri d'Argento, è considerata una delle interpreti più versatili e raffinate del cinema italiano. Ha lavorato infatti con registi come Nanni Moretti, Ferzan Ospetek, Sergio Rubini, Cristina Comencini e Maria Sole Tognazzi. Tra i suoi film più noti ci sono Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Le fate ignoranti, Saturno contro, Viaggio sola e Mia madre. Nel 2023 ha debuttato alla regia con il film Volare, presentato al Festival di Roma. Spegne 45 candeline anche Bianca Guacciaro, attrice e conduttrice televisiva. Partecipa a diverse fiction e serie TV, tra cui Capri, e nel 2008 sale sul palco di Sanremo con Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Dal 2018 al 2021 conduce il programma Detto Fatto su Rai 2. Nel 2024 partecipa alla trasmissione televisiva Ballando con le stelle. Il 15 gennaio del 2001 avviene una rivoluzione nella storia di Internet, debutta Wikipedia. Wiki è una parola hawaiana che vuol dire veloce e nasce appunto dall'idea dell'imprenditore statunitense Jimmy Wales, che fin da bambino sognava di dar vita alla più grande enciclopedia online e renderla accessibile a tutti. I numeri non lasciano dubbi: 35 milioni di articoli e mezzo miliardo di utenti che ogni mese lo consultano da tutti gli angoli del pianeta. Gli impianti di riscaldamento sono tra i maggiori consumatori di energia in casa e il termostato è lo strumento chiave per controllare la temperatura degli ambienti. Contrariamente a quanto si possa pensare, alzare il termostato al massimo non riscalda la casa più velocemente. La caldaia infatti lavora sempre alla stessa potenza massima predefinita, pertanto l'ambiente si riscalderà alla stessa velocità indipendentemente dalla temperatura finale che imposti. Occorre semplicemente avere pazienza. Buongiorno ai 12, un giovedì in cui tiene banco proprio Giove. La luna sembra essersi calmata nel positivismo del Sagittario e i pianeti in opposizione a Giove rimangono comunque desiderosi di avere delle risposte dal grande e magnifico pianeta. Vediamo cosa accade. Ariete, per voi è una giornata molto importante, proprio perché questo giovedì si deciderà un po' di tirare le fila e di analizzare un po' dei dati importanti in modo da procedere. L'amore vi riserva sorprese positive. Toro, per voi oggi la sorpresa positiva è che siete comunque davanti a delle possibilità. Potete decidere di affrontare una problematica familiare o vostra personale rispetto anche alla salute e al benessere in diversi modi, quindi dovete solo scegliere quale. Stare bene, peraltro, per voi è un must. Gemelli, per voi è una giornata da luna in opposizione, una giornata che vede comunque questo Giove potervi dare delle opzioni. Le opzioni che Giove vi riserva però richiedono
di non essere troppo manifesti né nelle intenzioni né neanche nelle manifestazioni comunicative. Non scoprite insomma le carte quando ancora il gioco risulta incerto. Cancro, per voi oggi Giove nei vostri gradi zodiacali, con il beneplacito della Luna che accetta di buon grado di essere un pochino più ambiziosa, di mirare a traguardi un pochino più complessi e soprattutto di raggiungere qualche obiettivo affettivo che sempre romanticamente inseguite. Leone, a proposito di obiettivi, quella calda energia generata sia da Venere che da Marte vi pone in una forte crisi, ovvero dovete un po' capire e comprendere se le dinamiche affettive che vivete vi soddisfano pienamente o se vi sentite abbastanza attenzionati, poiché le opzioni che Giove vi dà sono molteplici e vi potrebbero un po' confondere in amore. Vergine, per voi che di confuso in amore non avete proprio nulla, oggi dovrete comunque consolare qualcuno, una luna di quadratura che vi fa avvertire un po' il malessere di qualcuno che soccorrerete, mentre invece dei grandi traguardi lavorativi e oggettivi sembrano finalmente arrivare. Bilancia, per voi oggi Venere è decisamente più calda, più riscaldata dal sole, pronta a mettere le ali per tuffarsi in acquario. È una giornata oggi infatti che sembra segnalare una grande pienezza per voi. Forse è tornato il sorriso e tornate a vedere delle prospettive molto più serene e agili come le volevate. Scorpione, per voi oggi la luna è quasi chiaroveggente, vi dà una chiarezza su tutto e le possibilità di Giove si moltiplicano anche grazie all'amicizia dei pianeti in Capricorno, per cui non dovete fare altro che seguire un filone alla volta senza disperdervi troppo. Sagittario, a proposito di dispersività, oggi la luna vi fa stare in un abbraccio affettivo sereno, solido e concreto. Non c'è bisogno di scomodare nulla oggi, c'è solo da godersi la giornata in quanto piacevole e rilassante. Incontri molto piacevoli per i single. Capricorno, una giornata oggi che vede un Giove avere sempre più la voglia di farvi crescere, ingrandire e farvi godere di tutta una serie di novità nelle quali non vi rivedete tradizionalmente, ma che rappresentano un cambiamento necessario che vi voleva protagonisti e ci siete riusciti. Acquario, per voi oggi il vostro pianeta Urano dispone di tanti appoggi planetari e ve li rimanda, dovete solo scegliere cosa fare. Molte persone vi porgeranno degli assist o vi faranno delle proposte importanti, valuterete nel tempo quali sono le opzioni più sicure. Intanto l'amore vi pretende. Pesci, la giornata oggi è una giornata molto interessante. La luna vi raccomanda di spegnere un po' la tensione emotiva che avete, mentre invece Saturno e Nettuno fanno un ottimo lavoro di riordino e riorganizzazione nella vostra vita familiare e affettiva. Il partner rimane sempre il vostro confidente più affidabile. Il 15 gennaio 1945 viene fondata l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, diventata nota con l'acronimo ANSA. Nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale su iniziativa dei tre gruppi che animavano la Resistenza, aveva l'obiettivo di offrire informazioni più attendibili per la popolazione. A spizzichi e bocconi. Questo modo di dire significa fare qualcosa a piccoli pezzi. Si usa per indicare un'azione esasperatamente lenta che richiede molto tempo e pazienza. Questo modo di dire che si usa per criticare chi fa le cose con troppa calma o pigrizia, senza fretta o impegno. Ad esempio si può dire: sta facendo i compiti a spizzichi e bocconi, non finirà mai. Il matto di oggi è il pastore protestante Martin Luther King. I have a dream, diceva, un sogno di giustizia e di uguaglianza per la comunità afroamericana fortemente discriminata. Le sue lotte furono pacifiche, ispirate al concetto di non violenza di Gandhi. Nel 1964, a soli 35 anni, ricevette il premio Nobel per la pace. Venne assassinato 4 anni dopo. E ci salutiamo con la frase del giorno.
Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Con l'anno nuovo questo potrebbe proprio essere uno dei nuovi buoni propositi per il 2026. Un altro potrebbe ad esempio essere continuare a seguirci ogni giorno con il nostro appuntamento dell'Almanacco. Vi aspettiamo anche domani qui, stesso posto, stessa ora. Buona giornata dalla vostra Jaira.